È una grande maggioranza che trasversale, perché comprende sia maggioranza che opposizione. Significa che il diritto all'autodeterminazione sta prendendo piede. È fondamentale l'appoggio del Movimento 5 Stelle, perché qualora dovessero governare alle prossime elezioni, dovessero andare al governo a Roma, potrebbero garantirci il via libera per poterlo fare il referendum, nel senso che, essendo loro a favore dell'autodeterminazione e dell'esercizio del diritto da parte dei cittadini, se non impugnano la legge regionale che prevede il referendum per l'indipendenza, noi la possiamo fare senza che la Corte Costituzionale ci blocchi e di conseguenza potremo rendere reale questo diritto. Il fatto che abbiano aderito all'intergruppo è importantissimo, perché comincia ad avere concretezza vera la possibilità di votare veramente per l'indipendenza nel Veneto. Abbiamo deciso di aderire in quanto dobbiamo rispettare una parte del nostro programma. I cittadini che ci hanno eletto e ci hanno mandato qui in Regione vogliono adesso che rispettiamo il programma che abbiamo presentato. E noi rispettiamo la posizione del Movimento 5 Stelle, che innanzitutto è quella di voler dare la voce ai bisogni della gente, e questo lo vorremmo fare attraverso l'istituzione di un referendum, lo strumento referendario. E poi abbiamo una visione che è quella sempre descritta anche sul nostro blog, che è quella di arrivare agli Stati Uniti d'Italia, una federazione di macro regioni con forte autonomia locale e con strumenti di partecipazione diretta sul modello del federalismo svizzero.